La mission dello SPISA è quella della riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per arrivare a questo obiettivo non possiamo agire solamente sulla vigilanza, perché dobbiamo immaginarlo un po' uno sgabello a tre gambe. La vigilanza è solo una delle gambe dello sgabello. E poi ci sono l'informazione più diffusa possibile ai lavoratori e agli studenti delle scuole e l'assistenza alle aziende. È un impegno a tutto tondo quello dello SPISAL dell'ULSS Dolomiti, che alla vigilia della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro fa il punto sui dati degli infortuni in provincia di Belluno, esclusi quelli in itinere. 1558 nei primi 7 mesi del 2024, quelli denunciati equivalgono a un più 14,2% rispetto al 2023. 3 gli infortuni mortali. In crescita anche le malattie professionali, che sono 201 al 30 settembre 2024. È un impegno continuo, costante, ed è un impegno soprattutto che vuole essere di affiancamento, di accompagnamento alle imprese, ai lavoratori, per garantire appunto la migliore sicurezza e salute possibile negli ambienti di lavoro. Lo SPISAL di Belluno svolge il ruolo di capofila all'interno del piano mirato di prevenzione nel settore dell'agricoltura, che continua ad essere l'ambito dove si registra la maggiore incidenza di infortuni sul lavoro. Le statistiche ci dicono proprio questo, che l'agricoltura in Veneto è al primo posto per infortuni mortali. Come Veneto ci stiamo muovendo con un piano mirato di prevenzione agricoltura. Gli obiettivi del piano mirato sono stati condivisi a livello di parti sociali e parti sindacali e saranno la sicurezza del mezzo agricolo e dell'albero cardanico, gli ambienti confinati e per terzo ci sarà la sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli. La prevenzione passa anche attraverso i controlli e in questi mesi massima attenzione è stata posta sui cantieri delle opere olimpiche. 7 i verbali redatti per inottemperanze alla norma relativa al pericolo di cadute dall'alto. Mercoledì prossimo, in occasione della settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, ULSS 1, Comune di Belluno e l'organismo provinciale di coordinamento porteranno per la prima volta in provincia lo spettacolo teatrale Ocio. Abbiamo voluto evidenziare in questa settimana, attraverso quello che è appunto una rappresentazione teatrale, i momenti insomma, no, che possono essere oggetto di incidenti all'interno appunto di un'azienda. Serve a capire come ci si deve comportare, come si deve lavorare, come si vuole garantire, ripeto, questa salute e sicurezza degli ambienti di lavoro nel miglior modo possibile. Appuntamento il 23 ottobre alle 18 al Centro Congressi del Giovanni XXIII di Belluno.